Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Domani giovedì 4 e venerdì 5 luglio è in programma uno sciopero nei porti di Venezia e Chioggia. A riguardo il segretario generale aggiunto della Fitta CISL Veneto, Marino De Terlizzi, dichiara: dopo 8 mesi dall'avvio della contrattazione sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, con le controparti datoriali sono stati fatti passi in avanti, ma non ancora sufficienti. Oltre alla parte economica deve essere considerata pure quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che passa anche per la formazione continua e gli aspetti della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Inoltre, per favorire il turnover, è necessario anche individuare dei fondi per gli esodi in quiescenza dei lavoratori più anziani. Chiediamo risposte positive ai lavoratori in tempi brevi che da troppo tempo attendono il rinnovo del contratto. La politica. Il riciclaggio di denaro sporco rappresenta una minaccia significativa per l'economia e per la stabilità finanziaria di una regione e il Veneto purtroppo è un'area in cui il fenomeno risulta diffuso anche se la cittadinanza non ha la percezione del livello della sua estensione. Oggi l'attenzione è cresciuta ancora di più alla luce degli ingenti finanziamenti collegati al PNRR. L'assessore regionale alla sicurezza Cristiano Corazzari è intervenuto così in occasione del primo appuntamento del corso di formazione L'antiriciclaggio in pillole, curato dalla Regione del Veneto. L'obiettivo, ha spiegato, è coinvolgere direttamente gli enti locali per renderli più consapevoli dei loro obblighi e doveri, fornendo dati, informazioni e consigli per proteggere territorio e cittadini, perché la pubblica amministrazione deve essere una casa di vetro. Lunedì scorso è stato presentato ai residenti il progetto di apertura di un negozio di vicinato a Vetrego. Si tratta del Caso Inn. È stato spiegato un'iniziativa a sostegno della rinascita di un punto vendita a Vetrego, appunto frazione rimasta senza negozi. Una sperimentazione innovativa di welfare di comunità nata dalla collaborazione tra Comune di Mirano, Aclicoop, Cooperativa Sociale Onlus e la cittadinanza. Il nome Caso Inn richiama, per chi non lo sapesse, l'antica parola veneta casoin, che indica il negozietto di alimentari che rappresentava un riferimento e un luogo d'incontro per l'intero paese, mentre Inn sta per inclusione ma indica anche l'essere di tendenza e innovativi. L'apertura è prevista dopo l'estate nel locale di via Vetrego numero 101/A, messo a disposizione da un privato. 3 assegni da 600 euro ciascuno ricavato del mercatino di via Torre Belfredo a Mestre, proposto dal Giardino Ritrovato e svoltosi lo scorso maggio, andranno a finanziare progetti ben definiti e presentati al Candiani questa mattina. Il primo all'Associazione Volontari del Fanciullo Casa Nazareth, che accoglie una sessantina di bambini e ragazzi con situazioni difficili in casa o con problemi di relazione. Il secondo alla Cooperativa Rosa Blu, che sostiene ragazzi con disabilità e le loro famiglie, con progetti di avvio all'autonomia, sperimentazioni di convivenza senza mamma e papà attraverso il percorso regionale Dopo di Noi. Il terzo allo Spazio Mestre Solidale, nato da un progetto comunale, proseguito poi in autonomia con i corsi di lingua dei segni, ora aiuta anche famiglie in difficoltà. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.